Sindaco, da tanti anni si parla della città del Piave che unisce Sandonà, Fossalta, Musile e Noventa, tante però sono ancora le frizioni con i comuni più piccoli. Come la vede come occasione di rilancio anche di un'area così importante? Allora, chiaramente per l'area del Piave è complesso perché i comuni non sono comuni piccoli in sostanza, cioè sono comuni comunque di buone dimensioni. La fusione secondo me diventa quasi una strada obbligata nel futuro, sia per la scarsità di risorse che i comuni hanno ormai, che toccano con mano quotidianamente, sia per diventare interlocutori forti nei confronti delle altre realtà amministrative sovraordinate. Dobbiamo muoverci come stiamo facendo come conferenza dei sindaci istituita dalla legge regionale 16 del 93, assieme e uniti veramente abbiamo una forza anche contrattuale diversa. Se ci muoviamo da soli chiaramente non arriveremo a nessuna parte. Mi rendo conto qual è il ruolo del sindaco e capisco che insomma, il primo soggetto a cui si rivolge il cittadino quando ha qualcosa che non va, quando ha un problema, è il sindaco in sostanza. Lo diceva Piero Calamandrei 80 anni fa, la prima porta a cui il cittadino bussa è quella del comune. Quindi è chiaro che la presenza del sindaco sul territorio è fondamentale, però purtroppo dobbiamo anche valutare pro e contro. E io credo che comuni di piccole dimensioni, come diceva prima l'avvocato Ferrarelli, sotto i 5.000 abitanti, fatichino anche ad erogare i servizi minimi essenziali. Temo che la fusione sia una scelta obbligata. Per noi sul Piave è più che altro una scelta storico-economica, sociale. Di fatto il comune dal punto di vista urbanistico ormai è unico di fatto perché non c'è soluzione di continuità tra le varie aree. Abbiamo il Piave che ci separa, ma di fatto insomma quello che succede da una sponda del fiume poi si riverbera normalmente, pensiamo al traffico dall'altra parte, quindi siamo talmente vicini, siamo talmente legati l'uno all'altro che pensare a un'unica realtà non è sbagliato a mio avviso, chiaramente senza imposizioni è una scelta che deve essere condivisa prima di tutto dai cittadini.